16ª tappa, Vittorio Veneto, Pieve di Cadore di chilometri 210. È l'appuntamento con gli scalatori e tutti si attendono l'attacco di Fausto Coppi, rimasto in sordina fin dalle prime tappe. Da Genova a Bartali è primo, Fausto secondo. Troppe sono state le tappe di noia in questo giro. Abbiamo assistito a tante volate, tante fughe, ma dei nostri grandi campioni che pure sono al primo e secondo posto ci si poteva aspettare molto di più. Oggi può essere una sorpresa. Finalmente si arriva ai piedi delle leggendarie Dolomiti. Si incominciano a percorrere le grandi vallate storiche come il Tagliamento, il Piave. Tra le vette tra poco sarà anche dimenticato il feroce caldo della pianura che ci ha attanagliato lungo le precedenti tappe. Sono in fuga Zanazzi, Leoni, Martini, Biagioni, come dire ancora 4 velocisti. Che delusione! La maglia rosa è tornata da Coppi, Ortelli, Cecchi, Maes, Conte, tutti i pretendenti. Bartali addirittura va a prendere i fuggitivi e in discesa si scatena. Poi Coppi, coi compagni Leoni e un altro scudiero segue il leader. Bartali ha impresso una velocità folle e anche per Coppi è difficile resistergli. Però nell'ultimo tratto Coppi riprende Bartali e con Leoni, Martini, Biagioni, Ronconi e Crippa leggermente staccati giungono a Pieve di Cadore. Tra una marea di folla l'ultima sorpresa. Bartali con una volata formidabile supera il suo avversario e vince la seconda tappa di